Al via Licata i controlli sulla sicurezza sul lavoro da parte del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Infatti i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, distaccamento di Agrigento e supportati dai militari della compagnia di Licata hanno condotto una serie di controlli nei giorni scorsi sulla sicurezza del lavoro nei confronti di diverse ditte e società edili ubicate nel territorio licatese, tipologie di imprese queste ove recentemente su scala nazionale si è registrato un sensibile aumento del cosiddetto fenomeno delle morti bianche sul luogo del lavoro. Nel comune di Naro, ad esempio, è stata ispezionata una ditta edile, il cui rappresentante legale è stato denunciato a piede libero in quanto ritenuto responsabile di diverse violazioni omissive di rilievo penale, tra cui la mancata sorveglianza sanitaria dei laboratori, l'omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale, necessarie per arginare il diffondersi delle epidemie da Covid-19, la mancanza di protezione relative al rischio elettrico, la mancanza di idonee strutture di protezione per le aperture verso il vuoto e un ponteggio non montato a regola d'arte. È stato denunciato a piede libero anche il titolare di una ditta edile operante nel comune di Santo Stefano Quisquina per la mancanza della valutazione del rischio elettrico nel cantiere. Nel comune di Licata anche il titolare di un'impresa edile è stato denunciato a piede libero per la mancanza di viabilità di cantiere e la mancanza di idonee strutture di protezione contro la caduta accidentale nel vuoto. Sempre a Licata il titolare di una società edile è stato denunciato per l'omessa sorveglianza dei laboratori sanitari, per la mancanza dei dispositivi di protezione individuale, per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Quindi l'attività di ispezione complessivamente ha riguardato 6 aziende, controllate 11 posizioni di lavoratori, 2 dei quali risultavano in nero e 7 irregolari, contestate anche sanzioni amministrative per un totale di 34.000 euro, combinate ad ammende per oltre 111.000 euro, adottato anche un provvedimento di sospensione dell'attività per la presenza di un lavoratore in nero su 2 presenti.